Grazie, buonasera a tutti intanto. Vi porto i saluti di Antonio Di Pietro e voglio dire solo una cosa, che in questo paese dove per libertà di informazione siamo al di sotto addirittura di un po' di paesi africani, in questo paese dove ci siamo trincerati dietro la locuzione ce lo chiede l'Europa per fare di tutto e di più, per fare macellerie sociali, ma non siamo riusciti a far andare Rete 4 sul satellite come aveva deciso la Corte Costituzionale. E a proposito, siccome vedo dei giovani, ma lo sapete che a questo proposito c'è stato un giorno un signore che ha scritto ad un altro signore, gli ha scritto più o meno così: caro Bettino, ti ringrazio per quello che hai fatto e ti sarò riconoscente. Era firmato Silvio Berlusconi quando gli hanno salvato le 3 reti televisive. La settimana dopo gli ha mandato un cadeau di 10 miliardi su un conto estero. Questo è il nostro paese, questo è il capite? nostro paese. E in un paese così abbiamo bisogno di un servizio pubblico forte, ma per essere forte deve essere davvero libero e indipendente. Per essere indipendente bisogna che la politica lasci la RAI e la lasci il prima possibile, e dobbiamo chiedere a tutti i partiti di farlo. Vi vorrei solo dire, ed è con questo che chiudo anche, che noi ci abbiamo provato, noi quest'anno ci siamo rifiutati di partecipare a tavoli di discussione, non abbiamo partecipato alle votazioni né per l'Agcom né per i consiglieri della RAI, proprio per significare il distacco che era necessario. Dobbiamo convincere anche altri partiti a farlo, che questa volta non l'hanno fatto, ma speriamo che la prossima volta siano insieme a noi, perché se siamo uniti e se stiamo insieme ci riusciremo. Grazie a tutti. Grazie infinite.